Buonasera, buonasera e benvenuti al terzo e ultimo incontro di questo primo ciclo di approfondimenti dal titolo Alla ricerca della verità sulla lingua siciliana, punti fermi e strategie per il suo rilancio. Incontri che noi di Autris abbiamo voluto organizzare con linguisti di fama internazionale perché sentiamo forte la necessità, così come recita il titolo dei 3 convegni, di cercare appunto la verità sullo stato di salute della nostra lingua siciliana e del perché di fatto la lingua siciliana versa in una situazione di vulnerabilità. Allo stesso tempo l'obiettivo è quello di individuare quelle che sono le azioni concrete che si possono attuare. Io desidero subito ringraziare i tanti che si sono già registrati nella piattaforma, così come è successo nei 2 convegni precedenti, sono molti e non può che farci piacere. E così come desidero ringraziare in modo particolare i tantissimi che nei giorni successivi ai 2 convegni hanno inviato messaggi per manifestare la loro approvazione alla nostra iniziativa, ma anche perché hanno voglia di approfondire la conoscenza della lingua siciliana. Infatti vedrete che nel corso di questo incontro avremo modo di affrontare alcuni aspetti particolari. Grazie ovviamente a tutti i componenti di Autris, sono tanti. Come sapete Autris è composta da tante associazioni. Non li cito tutti perché diventerebbe rischioso, cioè correrei il rischio di dimenticarne qualcuno. Ecco, magari approfitto per ringraziare soltanto 2 che in questo momento sono qui presenti, c'è Gaetano Mazza dell'Accademia e Vincenzo Tripodo dell'associazione ARP. In questi giorni abbiamo lavorato tanto, riunioni fiume fino alla tarda notte per poter pianificare le tante attività che abbiamo in programma. Grazie anche a Aurelio Latorre, che come per i 2 convegni precedenti condurrà il confronto di questa sera, ma soprattutto per il suo contributo e per la sua passione. Al contributo mi riferisco alla sua visione strategica e operativa del percorso che stiamo facendo. Ne approfitto per presentarlo per chi non lo conosce. Ormai noi abbiamo avuto modo di apprezzare il suo talento, le sue doti. Aurelio Latorre è un dirigente da quasi 20 anni alla presidenza del Consiglio dei Ministri, con attuale attività presso il Dipartimento delle Politiche Europee. In questo incarico ha contribuito a organizzare recentemente un evento online per tutte le scuole italiane con circa 5.000 partecipanti. Per intenderci, l'evento era il 26 settembre, la giornata europea delle lingue. Dottor Latorre è esperto in diritto europeo e in progetti europei che ha avuto modo di approfondire negli ultimi anni. Molti di questi temi sono proprio oggetto di questo incontro. E tra l'altro ha avuto modo di elaborare, redigere documenti specifici per il rilancio del siciliano, proprio perché è convinto che la nostra cultura e la nostra lingua va tutelata e valorizzata come patrimonio immateriale di estrema importanza per la nostra identità, ma soprattutto per quella delle future generazioni. Il suo intervento a Bruxelles è un chiarificatore, per chi non ha avuto modo di vederlo può sicuramente approfittarne. Grazie ovviamente anche ai nostri illustri ospiti di questa sera, che con il loro contributo ci consentiranno di approfondire i temi in questione. Ma non voglio dimenticare i linguisti che abbiamo avuto ospiti nei 2 convegni precedenti. Mi riferisco al professore Campisi, mi riferisco al professore Belina, al professore Mosley e al professore Tamburelli. Tra poco li vedrete in video, ma intanto desidero presentarli. Il professore Gaetano Cipolla
è un'autorità a livello mondiale. È emerito professore di italiano e presidente del Dipartimento di Lingue Straniere Moderne alla St. John University di New York. È autore di numerose, tante pubblicazioni ed è presidente di ARBA Sicula, che è un punto di riferimento per i siculo americani. E poi avremo Marco Trizzino, il professore Marco Trizzino, che è docente di lingua e storiografia greca presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma. È autore di una tesi di laurea sulla pianificazione linguistica applicata al siciliano. Comprendete bene che sono due accademici che possono effettivamente dare un parere autorevole che per noi è estremamente importante, perché siamo convinti che nella ricerca della verità dobbiamo avvalerci di chi ha le competenze necessarie. Prima di entrare però nel vivo e cedere la parola al dottore Latorre, che spero sia già pronto per entrare, desidero poter fare un riferimento a una presentazione di Auclis. Chi è Auclis? Auclis è una federazione di associazioni che hanno come denominatore comune l'amore e la passione per la lingua siciliana. Sono anime diverse all'interno di Auclis che si occupano di tante cose, chi si occupa di teatro, chi si occupa di poesia, chi si occupa di musica, ma ripeto, il denominatore comune è la convinzione che questo patrimonio va salvaguardato e va trasferito alle generazioni future. Auclis in questo momento è composta da 18 associazioni, una argentina, ed effettivamente rappresenta una forza significativa, e di questo noi ne siamo molto fieri, ne siamo molto orgogliosi, perché le varie associazioni sono presenti in tutto il territorio siciliano, per cui hanno la capacità, con le attività che svolgono, sia in presenza che attraverso i canali social, attraverso il web, a interagire e a interessare e a creare consenso con una quantità di siciliani notevolissima. Per siciliani intendo i residenti in Sicilia, ma anche i siciliani che vivono in giro per il mondo. Basti pensare che nel 2023 abbiamo fatto una ricognizione. Nel 2023 tutte queste associazioni hanno organizzato quasi un centinaio di eventi, coinvolgendo almeno un centinaio di istituzioni, per tale intendo istituti scolastici, piuttosto che accademie o fondazioni o anche semplici attività commerciali, no? Li hanno coinvolte per poter sostenere, supportare questa attività. E quindi siamo consapevoli che Auclis può essere uno strumento potente per poter raggiungere questi obiettivi. Io desideravo chiedere adesso a Vincenzo se può riportare la slide iniziale e passare alla slide successiva. Quali sono gli obiettivi che abbiamo questa sera? E la slide successiva. Okay. Sono 3 essenzialmente, per cui il primo obiettivo, slide successiva. Non la vedo, non la sta dare un contributo significativo la slide successiva. Non la sta caricando. Ecco qua. Facciamo così.
Allora, dare un contributo decisivo in merito alla posizione, al rango da dare al siciliano, proprio perché da tempo ormai c'è questa diatriba, il siciliano è una lingua, è un dialetto, noi abbiamo un'idea ben precisa, appunto nella ricerca della verità vogliamo mettere un punto fermo. Il secondo obiettivo riguarda l'approfondimento del perché il siciliano è un patrimonio da promuovere, non è una velleità la nostra, ci sono dei motivi ben precisi di carattere sociologico, di carattere identitario, ma soprattutto culturale, ci sono anche dei motivi di carattere economico, perché può diventare uno strumento anche per dei risvolti economici. Il terzo obiettivo è discutere, confrontarci su quelle che sono le iniziative più adatte a rilanciare la lingua siciliana. A questo proposito ne approfitto per farvi sapere che proprio questa mattina come Auclis abbiamo inviato un comunicato stampa con una lettera indicando una lettera aperta che abbiamo inviato alla stampa per l'appunto, ma che abbiamo inviato a tutti i parlamentari dell'ARS. Chiedo a Vincenzo se può passare alle 2 slide successive, ce n'è una bianca e una, ecco qua. Non so se vedete, questo è uno stralcio dell'intestazione della lettera che abbiamo inviato proprio questa mattina a tutti i deputati dell'ARS. Già qualcuno ha risposto, anche in modo piuttosto tempestivo, e siamo molto contenti della reazione positiva e immediata di alcuni parlamentari. Il testo integrale di questa lettera lo potete visionare, lo potete leggere al nostro sito web www.auclis.it. Sicuramente avremo modo di approfondire anche questo aspetto, anche perché noi stiamo organizzando un convegno il 21 di febbraio all'ARS, che è la giornata internazionale della lingua madre, quindi una giornata simbolo. Ma adesso mi taccio. Chiamo in aiuto il dottore Latorre, Aurelio Latorre, se mi raggiunge. Così. Ciao Aurelio, buonasera e benvenuto. Ci sono. Buonasera a tutti. Riesci? Ciao Davide, buonasera a tutti. Buonasera Perfetto. a tutti. Mi sentite? Sì, ti sentiamo un po' piano, però ti sentiamo. Forse c'è una connessione che è lenta, non lo so, perché ti vediamo un poco sfogato, però ti sentiamo. Va bene. Aurelio, tu hai sentito l'introduzione a questo terzo convegno di questo primo ciclo, sottolineo primo ciclo perché nei nostri programmi c'è tanta altra attività che abbiamo in cantiere. Ma a questo punto io chiamerei i nostri ospiti, i nostri prestigiosi ospiti, e darei il benvenuto al professore Cipolla. Professore Cipolla, buonasera. Benvenuto in Auclis. Grazie per la sua disponibilità. Noi ne siamo onorati della sua presenza, siamo consapevoli del prestigio che dà al nostro impegno. Grazie, professore Cipolla. Darei il benvenuto anche al professore Trizzino. Professore Buonasera, Trizzino, buonasera, grazie per l'invito. Benvenuto anche a lei in Auclis. Con il professore Trizzino e con il professore Cipolla ci siamo conosciuti, almeno io li ho conosciuti a Bruxelles qualche mese fa. Sono veramente molto lieto che hanno aderito alla nostra iniziativa e sono convinto che il contributo di questa sera sarà fondamentale, così come lo è stato anche per i 2 convegni precedenti, per poter fare chiarezza, per poter
magari immaginare un paradigma diverso dalla narrazione che c'è stata fino adesso. A questo punto mi taccio, chiamo Aurelio che sarà in realtà lui a tenere le redini della serata e per cui Aurelio, a te la parola. Beh, insieme a te ovviamente. Io saluto anche da parte mia appunto il professor Cipolla e il professor Trizzino, sono molto lieto di rivedervi e comincerei subito con una domanda al professor Cipolla, perché noi sappiamo che il professor Cipolla è quasi un'istituzione all'estero per la lingua siciliana, per i tanti anni che ha dedicato all'insegnamento di questa lingua, soprattutto negli Stati Uniti. Il professor Cipolla è siciliano e poi si è trasferito da giovane negli Stati Uniti e ha dedicato gran parte della sua vita a questa attività, scrivendo anche dei testi e delle grammatiche e facendo altri lavori che sono conosciuti anche in tutto il mondo, internazionalmente. E quindi io volevo chiedere al professor Cipolla, visto che lui vive negli Stati Uniti e ha formato nella lingua siciliana centinaia o migliaia di americani in questa materia, volevo chiedere come vedono gli americani la lingua siciliana, qual è la sua impressione di come loro percepiscono il nostro patrimonio linguistico. Lei ha visto un modo diverso di amare o di avvicinarsi al siciliano rispetto all'Italia? Grazie per la domanda, un saluto ai miei colleghi e un saluto a lei. Io avevo parlato con Fonso Genchi l'ultima volta e ci eravamo messi d'accordo che avremmo usato il siciliano nelle nostre conversazioni. Non so se vuole che io risponda in italiano o in siciliano. Cosa dice? Ancora meglio in siciliano, certamente. Beh, io credo che un'organizzazione di questo genere debba dare l'esempio a tutti gli altri, perché la domanda che uno si fa è: perché promuovere il siciliano quando non lo usate mai? E allora mi pare logico che almeno in parte si possa usare il siciliano. Io quando sono andato a Bruxelles mi sono visto circondato da centinaia di siciliani e io avevo pensato che in effetti a Bruxelles, al Parlamento europeo, ci fossero persone che magari non parlavano italiano e ho usato l'inglese, ho parlato in inglese per raggiungere persone che magari non avrebbero avuto l'opportunità di capire meglio l'italiano. Avrei potuto farlo anche in siciliano lì, in quel posto, però sicuramente la traduttrice non avrebbe potuto fare la traduzione in inglese o in italiano o nelle altre lingue. Quindi mi dica, parlo in siciliano o parlo in inglese, in italiano? In siciliano sarebbe perfetto. Va bene, allora io mi sono preparato infatti un promemoria scritto in siciliano, perché sono abituato più a scrivere in siciliano che a parlarlo. Cioè noi siciliani, per un motivo, cioè ovviamente per l'indottrinamento che abbiamo ricevuto nelle scuole, non siamo capaci di parlare siciliano su argomenti, diciamo, accademici. Però io ricordo che una volta avevo invitato un professore dell'Università di Palermo che si chiama Giacomarra, non so se lo conoscete, Giacomarra, e quando lui, siccome non parlava inglese,
ora sto parlando in italiano, vedete che quindi bisogna in qualche modo cambiare ritmo, cambiare o spegnere una cosa per poter parlare nella lingua che abbiamo scelto. Infatti mi è accaduto proprio la stessa cosa a Bruxelles, uno che mi ha intervistato dice: professore, io voglio che lei parli in siciliano. Dico va bene, e ogni 2 parole mi veniva fuori l'italiano. Poi man mano che la conversazione è andata avanti, mi sono incarreggiato sul siciliano e credo di aver fatto bene, ma è difficile. Comunque dicevo che il professor Giacomarra mi chiese, siccome non parlavo inglese, che lingua devo usare. Dico guarda, i soci di Arbasicula sarebbe meglio forse parlare siciliano. E lui, senza batter ciglio, cioè senza cambiare nulla, si è messo a parlare in siciliano sulla linguistica del siciliano, cioè ha fatto un discorso accademico in siciliano. E io sono rimasto un po' strabiliato da questa cosa, perché non siamo abituati a farlo. Allora, ritorno al mio siciliano. I siciliani d'America ultimamente stanno dimostrando un grande interesse per riallacciare contatti con la Sicilia, ritornando in Sicilia, ritornando dall'isola e studiando la sua lingua. Quando decidi io di scrivere la prima grammatica di siciliano in America, destinata a insegnare il siciliano dall'università, non aveva idea, no? Cioè, non pensava mai che questa grammatica potesse essere usata come metodo di insegnamento all'università. E invece sbagliai, perché ora il siciliano si insegna non necessariamente all'università, perché mi pare che l'unica università che usa come testo fu l'Università della Pennsylvania, la Pennsylvania a Filadelfia. C'è una mia collega che insegna il siciliano usando la mia lingua. Però ci sono altre associazioni che insegnano siciliano, Italian Charities of America, per esempio, che è a Queens, a New York, che fa non solo corsi per i principianti, ma anche un corso avanzato, il secondo anno, e fa un corso online addirittura con un insegnante che si trova a Marsala. Quindi a Marsala online c'è questa cosa e offrono già 3 o 4 corsi all'anno. Poi c'è a Buffalo, per esempio. A Buffalo c'è un centro culturale siciliano, italiano, che insegna siciliano usando la mia grammatica siciliana, che si chiama Learn Sicilian, Imparamolo Siciliano. E è già alla quarta edizione, la quarta ristampa. Mentre la grammatica che fece fare al mio collega Alfonso Campisi, che fece la traduzione del testo in italiano per i suoi studenti tunisini a Tunisi, a grammatica fece stampare a Palermo, perché pensava che siccome il presidente Musumeci aveva proclamato che il siciliano sapesse insegnare nelle scuole, disse, ma forse è l'occasione buona per lanciare questo libro nuovo. E lo fece stampare a Palermo. Stampammo 300 copie del libro e se ne hanno venduto una ventina, una quarantina sono assai. Perché chiudesi all'editore Claudio Mazza di Nuova Ipsa e io la via a vendere a Palermo, sperando che le scuole siciliane potessero adottare questo libro, ma non per guadagnarci soldi, perché io con questo libro non è che voglio guadagnare. Io infatti ci fece una proposta al presidente Musumeci che io ero disposto a regalare 100 copie del libro
a regione per dare cilla agli insegnanti di siciliano. Non mi risponderono. Non si sa se ci interessa o non ci interessa. Comunque un libro ora è in deposito alla nuova IPSA di Palermo senza essere venuto. La mia edizione americana invece ogni settimana alle 4 di mattina Amazon mi manda un'ordinazione di 20, 15, certe volte magari che sai, copie di questo libro, Learn Sicilian, impariamo siciliano. Professore Cipolla, chiedo scusa se la interrompo, sono sfacciato. Benissimo. Ma questi libri, professor Trizzino, li potremmo prendere noi sì, di Auclis, ne faremmo buon uso. Per noi sarebbe un bel regalo, ma non solo per noi, per i siciliani che ci seguono. Sì, io ho parlato con Fonso Genchi e ce l'avevo magari detto a Idru, però la cosa non è andata avanti, però sono sempre disposto a farlo. Sono 100 copie di un libro Learn Sicilian, che in siciliano si chiama Imparamolo siciliano, senza la cosa, però è tutto scritto in siciliano, con gli esempi in siciliano, tutto in siciliano, e sono disposto a regalare all'associazione, alla vostra associazione, alla nostra associazione di Fonso, cioè l'Accademia Siciliana, e di darlo agli insegnanti di siciliano. E questa non è la prima volta, che faccio una cosa del genere, perché il primo libro che era il libro, la prima grammatica siciliana scritta in America fu Kid di Kirk Bonner, John Kirk Bonner, che non è manco siciliano, non è manco italiano, e ogni mese mi faceva domande: ma come si dice questo? Come si fa Kid? Qual è la regola giusta per chi e per Kid? Tanto che mi sediai e alla fine disse: va bene, ti aiuto, e ho fatto io la redazione, tanto per dire che lui è americano, ovviamente, è americano, ma insegnava, oppure è un PhD, un fisico, un professore di fisica. Non mi ricordo come è che diventavo interessato al siciliano, però fece un'ottima grammatica. E alla fine aveva scritto una specie di aggiunta, una specie di appendice, alla fine, dove faceva parlare, cioè faceva conversazione, e non essendo siciliano non capiva come si usa siciliano in Sicilia, anche in Sicilia. Per esempio, una delle letture che io aveva fatto era che andava, quando arrivava a Catania c'era un poliziotto che ci domandava il passaporto e lui ci rispondeva in siciliano, e domandandoci o poliziotto italiano una cosa. Dico: ma no, questo non si fa. In Sicilia non parliamo siciliano con l'autorità oppure in maniera formale. Allora l'ha per riscrivere completamente di zero. E un libro lo portammo a Palermo, perché ogni anno faccio un viaggio, ogni anno l'ho fatto già 28 anni di seguito, e lo farò anche a giugno, dal 10 al 23 giugno porterò 36 persone in Sicilia. Vedi che porterò 36 persone. Porto 106 cristiani in Sicilia a fare un viaggio, un tour globale di tutta Sicilia. E con cristiani, perché avevamo tanti contatti in Sicilia, in ogni città avevamo un punto di riferimento, a Palermo, a Marsala, a Agrigento, Catania, Messina, dappertutto. Per esempio lei che professor Liotta, ovviamente di Messina, io conosco assai bene, non di vista, non ho mai vista in persona la signora Gazzara, che lei l'altra volta che ha fatto un sacco di traduzioni dall'Eneide, l'Odissea, l'Iliade. Professore Cipolla, lei sfonda una porta aperta qui, perché noi abbiamo iniziato questo percorso proprio grazie a Rosa Gazzara. A Rosa Gazzara e a Vincenzo Tripoto, che è qui, non si vede,
perché abbiamo fatto un laboratorio teatrale proprio sul 12° canto dell'Odissea. Quando Sì, dissi l'ho attraverso sentito, la avevo sentito l'altra volta che tu che dissi. Infatti, Bellissimo. siamo amici, però amici, diciamo, non ci conosciamo, non ci siamo mai visti in persona, però mi scrivi Una e donna eccezionale. pubblico poesie suoi, ho tutti i suoi libri, ho fatto recensione di che Caida scrissi e sono un grande ammiratore della sua, diciamo, poesia. Pure un house. Allora, stavo dicendo che il libro di Kurt Bana, che si chiama Introduzione alla grammatica siciliana, ci regalammo a due scuole siciliane di Palermo, tramite l'amico poeta, come si chiama? Mamma mia, mi sfugge il nome al momento, però mi verrà sicuramente. Però ci regalammo una ventina di copie di questo libro a Idi, alle scuole, a 2 scuole di Palermo. Si chiama Piero, mannaggia. Ma la vecchiaia certe volte dà queste cose che i nomi sfuggono, in ogni modo mi verrà. Allora, per ritornare alla cosa, la grammatica siciliana che feci io fu fatta per insegnare il siciliano, non per consultare. È fatta proprio per insegnare a parlare, a scrivere, a leggere il siciliano, usando un metodo comunicativo che si usa oggi per insegnare le lingue moderne. E si usa, stavo dicendo, a New Orleans, si usa a Buffalo, si usa a Filadelfia, si usa in tanti altri posti. In Sicilia magari Fonso mi disse che forse stava insegnando un corso in siciliano, non so se stava usando la mia grammatica, comunque questo. E quindi credo di aver risposto alla domanda di Aurelio. Grazie professore, grazie molte. Professor Trizzino, con tutti questi professori. Gaetano, vabbè. Gaetano, sì, lo so. Ma io la chiamavo professore per rispetto, perché siamo in un evento, pubblico. Ci conosciamo. Professor Trizzino, Marco, non le sembra un paradosso questo che abbiamo appena sentito, che c'è questa grande fame di studiare il siciliano, di imparare a parlarlo, ma fuori dai confini della Sicilia? Negli Stati Uniti c'è questa grande passione e in Sicilia, per esempio, abbiamo visto che le grammatiche, i testi del professor Cipolla non sono così diffusi come lo sono appunto all'estero. Questo forse è un po' un paradosso, oppure può essere anche connesso al fatto che c'è una mentalità diffusa che, per esempio, nelle famiglie, tra i genitori, che spinge a fare studiare ai bambini lingue di larga circolazione come l'inglese o altre lingue di larga circolazione, sulla base del pensiero che il siciliano è una lingua meno utile. Ecco, questo credo sia un fatto culturale. Lei che ne pensa? Sì, intanto grazie di nuovo per l'invito, per la generosissima presentazione del dottor Liotta. Questa sera si parlava di linguisti di fama internazionale, ecco, voglio precisare, ce n'è uno di linguista di fama internazionale, l'altro sono io, magari lo diventerò stasera, ecco, non lo so, festival permettendo. Scherzi a parte, ecco, la domanda in realtà è molto pertinente. Ecco, tengo a precisare, giusto per completare anche la mia presentazione, la tesi di laurea era veramente dedicata alla pianificazione linguistica del siciliano. Parlo della laurea magistrale per capirci, mentre poi ho dedicato il dottorato alla letteratura siciliota, quindi sempre lingua e letteratura di Sicilia, ma della Sicilia greca antica.
Questo lo voglio precisare, ecco, perché mi sono occupato di siciliano anni fa, nella fattispecie della sua componente relativa alla percezione, ecco, del siciliano, soprattutto nella popolazione locale. In realtà quello che ho appena sentito dal professore Cipolla e che mi è stato chiesto rientra perfettamente nella normalità, nel senso che all'estero, io aggiungo fuori dalla Sicilia, ecco, scherzosamente dico sempre che dal 2009 sono in continente, cioè nel senso che sono fuori dalla Sicilia, mi trovo in continente, mi trovo a Roma, e anch'io in realtà provo un po', vivo le stesse dinamiche, ecco, provo la stessa percezione, è la percezione dell'alterità, una dimensione che magari all'interno dell'isola non si vive pienamente. All'interno della Sicilia uno magari mette in risalto l'alterità, la diversità del proprio siciliano con quello degli altri centri confinanti. Da fuori la sicilianità intesa a 360 gradi, quindi la lingua, la letteratura, l'arte, la musica, la cultura siciliana in generale, viene invece avvertita in blocco, viene avvertita come se fosse non un qualcosa di monolitico, ma sicuramente un qualcosa di unico, ecco, che affascina, che attrae, che è sempre più ammaliante, ecco, per i figli della Sicilia. Per cui, ecco, non è strano che nelle comunità siciliane, e ce ne sono tantissime, noi parliamo spesso di Stati Uniti, ma negli Stati Uniti sicuramente poi bisogna anche riflettere la realtà delle varie città e dei vari stati, ecco, degli USA. Ma qualche settimana fa ha parlato il professore Campisi, si potrebbe parlare delle comunità siciliane presenti in Argentina e così via, in Belgio, dove siamo stati qualche settimana fa, molti di noi sono stati a Bruxelles a dicembre. Ecco, quindi la sicilianità sparsa per il mondo fa sì che si avverta, ecco, il richiamo della propria cultura. Ovviamente, ecco, bisogna sottolineare che la cultura, quando parliamo di cultura siciliana e parliamo del siciliano, con questo non si vuole andare a intaccare il ruolo che ha l'italiano, inteso come, anche in questo caso, come lingua e cultura italiana nell'isola, che peraltro è un italiano peculiare, è un italiano che risente del suo strato siciliano e così via. Quindi si parla sempre di cultura in senso più ampio possibile. Da docente di lingue classiche, la domanda in realtà, ahimè, mi tocca personalmente, perché me lo sento dire per il greco e per il latino, ma a che servono? Nel 2024 a cosa servono? Perché non dedicare più spazio all'inglese, al cinese, all'arabo o appunto alle lingue di più ampio respiro, in realtà più utili? Ecco, perché poi il problema di fondo è avvertire una certa utilità dei codici linguistici. E quindi dico io, se non si capisce l'importanza del latino e del greco, diventa quasi inutile anche spiegare l'importanza delle lingue minoritarie. In brevissimo, e così giungo alla conclusione della mia risposta, bisogna trasmettere che sicuramente forse nell'ambito lavorativo nel XXI secolo non è spendibile in sé la conoscenza del siciliano, forse non lo è manco quella del latino e del greco, quindi da un punto di vista prettamente lavorativo, diciamo economico. Da un punto di vista invece del patrimonio culturale, del patrimonio, ecco, di conoscenze, di quella che un tempo si chiamava humanitas o cultura semplicemente, rinunciare al siciliano significa rinunciare a gran parte del nostro patrimonio. Il problema è che quando noi parliamo di patrimonio culturale abbiamo un problema tra virgolette, abbiamo l'imbarazzo della scelta in Sicilia. Pensiamo immediatamente, che ne so, alla Valle dei Templi, alle chiese siculo-normanne di Palermo e dintorni. Pensiamo, diciamo, a ciò che visivamente rimane più impresso negli occhi. In realtà la più grande e la più viva eredità che ci portiamo dietro quotidianamente è quella linguistica, è quella della lingua, che riflette un modo di pensare, un modo di vedere il mondo. È una trasmissione di saperi, appunto di visione della realtà, che
che ha il siciliano e che magari non hanno altre lingue che invece presentano il loro modo di vedere il mondo. Ecco, quindi conosco tanti ragazzi che durante le mie ricerche in questi anni mi hanno confessato con loro immenso dispiacere di non conoscere il siciliano, perché per vari motivi, perché in famiglia non l'hanno trasmesso, perché a scuola era vietato, perché si vergognavano, e poi magari ci ritorneremo anche in un altro punto, si sono detti dispiaciuti perché hanno capito di avere perso la possibilità di imparare in maniera naturale un codice linguistico che fa parte del DNA della loro famiglia, della loro società. Ecco, anche per tutti questi giovani, soprattutto, anche meno giovani a volte, direi che è il momento assolutamente di rilanciare il siciliano. Quindi questo possiamo dirlo anche ai genitori siciliani che magari ci ascoltano, possiamo incoraggiarli a questa trasmissione intergenerazionale? Direi dobbiamo più che possiamo. Dobbiamo anche perché, ecco, magari avrei avuto modo più avanti di sviluppare questo discorso. Tante volte pensiamo che si debba demandare soltanto alle istituzioni il compito di riconoscere e trasmettere il prestigio di una lingua, di un codice linguistico. In realtà, ecco, abbiamo l'esempio purtroppo in Italia di una legge che più di ormai quasi 25 anni fa ha protetto, è stata emanata, è stata promulgata e nelle intenzioni dovrebbe tutelare 12 gruppi di minoranza in Italia, è escluso il siciliano tra questi e non solo il siciliano. In realtà poi ad andare a toccare con mano la vitalità di molti di questi gruppi linguistici si vede che c'è un regresso a cui è difficile porre un freno continuando in questo modo. Quindi che cosa voglio dire? Che il primo mezzo, anzi il più efficace per mantenere viva e vitale una lingua è quello della trasmissione intergenerazionale. Si deve parlare, ma parlare in siciliano senza che ne affrontiamo. Bravo. Bravo. Parlare in siciliano. Bene, adesso con l'aiuto di Davide. Aurelio, infatti, con l'aiuto... stavo pensando, sì. A proposito di parlare siciliano, io Antura disse che abbiamo ricevuto dei messaggi, io non so parlare bene il siciliano, mi dispiace, mi devo iscrivere al corso di siciliano, ma magari lo organizziamo proprio qui a Messina. Stavo dicendo che abbiamo ricevuto dei messaggi proprio perché c'è una grande curiosità, c'è una grande voglia di sapere. Ne approfittiamo subito per confrontarci? Sì. L'abbiamo messo in una slide, la prima slide, eccolo qua. Professore Trizzino. Prego, leggo. Vai. Ecco, mi sento a scuola allora. Allora, la frase numero 1 ci dice: dopo c'è un picciriddu beddu, a cabana c'è somaggi che sta travagliando. Bene. Sì, ecco, già in una frase del genere si possono notare alcuni degli elementi salienti, ecco, che fanno sì che soprattutto agli occhi di un non esperto come dire, risulterebbe impossibile identificare il sistema linguistico siciliano con quello ad esempio italiano. Sono due lingue diverse, ecco, è evidente. Che cosa abbiamo qui di caratteristico? Ecco, adesso lungi da me tenere una lezione accademica, cercherò di di adoperare un linguaggio il più semplice possibile. Alcune caratteristiche, ad esempio di tipo sintattico, la reduplicazione dell'aggettivo beddu, che è una forma per esprimere il superlativo in siciliano. Evitiamo suffissi, come succede ad esempio nell'italiano, bellissimo, e usiamo appunto il raddoppiamento beddu, si vorrebbe dire anche beddu vero, ad esempio. Ovvero bello, anche vero piccireddu vero bello. Bello assai. Bello assai, esattamente. Ci sono, diciamo, diverse formule, però è questa cosa che magari poi si può riflettere nell'italiano regionale, che di Sicilia ovviamente, no? Quando magari diciamo è bello vero, cose del genere.
Da un punto di vista ecco, lessicale, ad esempio, a parte che abbiamo la parola picciriggio, che è una delle parole forse più caratteristiche del siciliano, sappiamo che si riferisce, possiamo tradurlo così, ecco, come bambino. Ci sono delle parole simili anche in altre lingue, sia romanze che non romanze. Qualcosa esiste di molto simile esiste anche in neogreco, ad esempio. Accabanna, ecco, accabanna è sicuramente quasi incomprensibile per un ciclofono, no? Perché accabanna significa da questa parte, si può dire anche a stabanna, accabanna e addabanna, dovrebbe essere un germanismo, se non ricordo male, la parola banna, che significa parte, letteralmente. E anche, a dire la verità, il verbo travagliano, no? Travagliare, che sì, esiste un corrispondente anche in lingua italiana, il travaglio, anche se poi come dire, specializzato ad indicare qualcosa di più specifico, no? Che indica una fatica penosa, no? Mentre travagliare in siciliano vale semplicemente il lavoro, ecco. E anche doku in effetti, che significa lì, ad locum, anche questo deriva dal latino, che appunto è assolutamente particolare. Tra parentesi, in molte di queste parole risuona una delle caratteristiche fonetiche forse più tipiche, più apprezzate della lingua siciliana, che è questa che viene definita la cacuminale, no? Questa doppia D, da non confondersi invece dalla doppia D che si ritrova in altre parole. Se io ad esempio dico addunarsi, accorgersi, quella è una semplice doppia D, appunto, mentre questo è un suono, l'occlusiva alveolare viene detta tecnicamente sonora, che viene pronunciata appunto D, picciriddu, beddu, beddu. E se vogliamo anche il gruppo TR è peculiare della lingua siciliana, molti lo accorsano al medesimo suono della lingua inglese, no? Somace, travagliano. Ecco, un suono che di solito smaschera facilmente, ad esempio, tra gli attori, chi non è siciliano d'origine, diciamolo chiaramente. Certo. Passiamo a un'altra frase che abbiamo ricevuto. Che dice Aurelio? Sì, certamente. È molto interessante. Sì. È molto interessante per vedere in maniera plastica quali sono le caratteristiche peculiari della lingua siciliana rispetto alla lingua italiana, perché stiamo vedendo da queste osservazioni che ci sono una serie di differenze di vario tipo. Prego, professore. Ma allora, in questa seconda frase sarà sicuramente di ambientazione agrigentina, dato che si parla di un calogero, nome di origine greca. Chissà che rapporto di parentela c'è tra chi pronuncia questa frase e il calogero che viene menzionato. Cosa si dice? Vitta a calore ci disse di nescere il grana per accattare una macchina per giri Sicilia. Bene, che significa ho visto calogero e gli ho detto di tirare fuori i soldi per comprare una macchina e andare in giro per la Sicilia. Possiamo dire andare per la Sicilia, ecco, possiamo tradurlo in questo modo. Che cosa c'è di caratteristico qui? Beh, in realtà ci si potrebbe fare una lezione di un'ora solo su questa frase. Una caratteristica che poi, anche in questo caso, molti siciliani si portano nell'italiano regionale, nel cosiddetto italiano regionale, cioè viene definito negli studi più tecnici, più specialistici, l'accusativo preposizionale, vale a dire il complemento oggetto che viene preceduto da una preposizione, caratteristica peraltro che è comune alle lingue iberiche, ad esempio. Quindi vit a calorio ci fa dire poi anche nel nostro italiano ho visto a calogero, cosa che di solito alle elementari veniva segnata con la matita blu addirittura. In realtà anche in questo caso esatto, una corretta educazione linguistica avrebbe semplicemente fatto emergere quello che è il sostrato siciliano del parlante, in quel caso appunto italiano. Quindi vitte a calorio, potremmo soffermarci anche sull'uso di vitte, che in italiano potrebbe sembrare il passato remoto, come dice la parola stessa, quindi un passato lontano. Probabilmente in realtà calogero l'ho visto 5 minuti fa, quindi l'aspetto che viene definito auristico del perfetto siciliano. E ci disse di nescere le grana. Allora, anche in questo caso abbiamo il verbo nescere, che significa uscire che
in siciliano è transitivo e quindi fa sì che anche poi nell'italiano regionale diciamo uscire la macchina e ce lo fanno passare come un errore grave. Nescere Ligrana peraltro si sente anche questa G, non è una G culturale, è una G fricativa. Infatti in alcune parti della Sicilia addirittura può anche cadere, alcuni non lo scrivono, si ritrova anche in aggettivi come grande, che diventa granne, oppure ranne, parole di questo tipo, che sono i soldi appunto. Accattare non è esclusivo solo della Sicilia, è presente anche in varietà meridionali, dovrebbe essere un francesismo di origine francese, e sta per, ovviamente in ultima istanza è di origine latina, sta per comprare, no? Acquistare. Accattare una macchina, piggire Sicilia. In piggire notiamo quello che è il cosiddetto raddoppiamento fonosintattico, vale a dire che voi vedete scritto ire, ma in realtà dovremmo pronunciarlo piggire, esattamente come diciamo Cighiorna, ad esempio. E Sicilia che cos'è? È un modo per esprimere quello che è il moto per luogo, cioè quando si va in giro attraverso un luogo, questo viene determinato con un raddoppiamento. Ne vedemmo Pedepede, Paese, Terrena, no? Ecco, casa e così via, insomma. Anche questo devo dire che è tipico della lingua siciliana. Davide, ci sono altre frasi? Sì, ce n'è un'altra. Ce n'erano tanti messaggi abbiamo ricevuto, ma avevamo selezionato queste 3 frasi. Prego, professore. Sì, senza l'utaliare. Questa invece sarà palermitana nel periodo del festino. Senza l'utaliare mentre mangia le babbaluci. Non guardarlo mentre mangia i babbaluci. Molti pensano che siano semplicemente le lumache, sono le chiocciole per la precisione, che appunto in Sicilia vengono mangiate, soprattutto è nota la ricetta palermitana appunto di metà luglio in occasione del festino di Santa Rosalia. Senza l'utaliare è una forma di imperativo negativo. Adesso forse un po' più in disuso, probabilmente nei grandi centri, resiste forse nelle piccole località, spesso si sente anche nell'italiano, poi nell'italiano di Sicilia, senza fare, anziché dire non fare. Senza l'utaliare, il verbo utaliare, che è appunto il verbo della vista per eccellenza in siciliano, mentre mangia le babbaluci, appunto, ecco, avremmo potuto dire anche quando mangia, insomma, mentre mangia le babbaluce, dove babbaluce, una voce mi pare che abbia un etimo ancora incerto, non so se oscilla tra il greco bizantino e l'arabo, non sono sicurissimo, ma comunque è sicuramente uno di quei termini che si può usare come scibole del siciliano, vale a dire come quelle parole tipiche che conoscono di solito soltanto i siciliani o chi impara il siciliano. Bene, io volevo chiedere il parere del professor Cipolla su queste frasi che abbiamo visto, perché mi sembra che siano state evidenziate delle peculiarità del siciliano che fanno vedere in maniera molto netta la differenza con la lingua italiana, perché come lei sa, professor Cipolla, in passato molti pensavano che il siciliano era un dialetto dell'italiano, quindi un suo lato, una sua corruzione, no? E invece vediamo leggendolo che è sicuramente qualcosa di completamente diverso dall'italiano, no? Non può essere un dialetto dell'italiano. Certo, ma mi pare che Marco abbia fatto una bellissima lezione, una bellissima lezione di alcuni aspetti del siciliano. Non ho altro da aggiungere a questa cosa, cioè il siciliano
è una lingua completa, è una lingua ovviamente diversa dall'italiano. Io non ho mai pensato che il siciliano fosse un dialetto della lingua italiana, a parte il fatto che è nata prima del toscano e prima di tutte le altre lingue, e che ha un passato glorioso, diciamo, come la lingua per eccellenza usata da tutti i poeti della scuola siciliana, anche quelli che non erano siciliani, e che fu usata come lingua, come una specie di koiné in tutto il paese, perché sono state trovate per esempio poesie scritte in siciliano in posti dove non saremmo aspettati di trovarli. Quindi il siciliano era la lingua usata dalla scuola siciliana per tutto, diciamo, per tutta l'Italia. E quindi dire che il siciliano è un dialetto dell'Italia, poi un dialetto dell'italiano, è ovviamente errato, perché ha le sue regole, la sua grammatica, la sua fonologia. Infatti Marco ha fatto vedere che il suono cacuminale, giocu, beddu, sono cose tipiche che non succedono in italiano. Quindi ha una sua fisionomia, un suo lessico, una sua grammatica, e quindi non può essere vista come un dialetto. Mi scusi, professore Cipolla, ma come si può spiegare che tra di voi linguisti, per cui esperti, esistono delle differenze così notevoli? Cioè, ci sono dei linguisti che la pensano in modo diverso, ma non sulle sfumature. Io francamente non conosco nessun linguista professionista, cioè, che possa dire che il siciliano è un dialetto. Tutti direbbero. Io ho avuto diciamo, ho avuto un'esperienza un po' che mi rammarica anche oggi. Quando sono andato a Palermo a accettare diciamo, il posto come presidente di Casa Sicilia in America, fui ricevuto da un ministro italiano, non era siciliano, non credo, e mi fece un sacco di complimenti, mi disse: "Oh, professore, lei ha fatto un sacco di belle cose, complimenti", e poi io gli ho spiegato: "Guardi, io sono presidente di Arbasicola e la nostra associazione è un'associazione che crede che il siciliano sia una lingua e che sia giusto cercare di mantenere e di preservare la lingua". Lui si voltò e mi fece una domanda con una certa arroganza, mi disse con arroganza e anche una certa maleducazione: "Ma il siciliano non è una lingua, è un dialetto". Cioè, per lui la parola dialetto voleva dire qualcosa di inferiore alla lingua, qualcosa di inferiore. Però io a quel punto non ho risposto per le rime e mi rammarico di non averlo fatto a quel punto, quel giorno. Però io non conosco nessun linguista che possa dire che il siciliano è un dialetto. Di che cosa? Di chi? Di quale lingua? Professore, in realtà sostengono che è un dialetto, aggiungendo che dialetto non è una brutta parola. No? Sì, questa è una cosa questa è una cosa che dicono solo ora. Solo ora, però quel signore che mi ha fatto, quel ministro che mi disse: "Ma è un dialetto, cioè come osi tu a dire che è una lingua quando in effetti è una lingua usata dagli ignoranti". Questo che voleva dirmi. Però ora infatti non so se l'avete colto, a Bruxelles una mia collega parlava del siciliano come un dialetto, però con diletto, aveva usato le parole che ricordo. Sì, vi ricordate, no? Quello che aveva detto
Marina Castiglione, che aveva parlato del dialetto, appunto, che non è una brutta parola, non è una parolaccia. Però questo atteggiamento è un atteggiamento, diciamo, recente, perché prima si diceva, io ho avuto varie discussioni con colleghi miei che mi dicevano: ma tu vuoi insegnare il siciliano? Il siciliano non è un dialetto. Allora, a quel punto uno dice: ma che cos'è un dialetto? Io ho scritto un articolo e l'ho pubblicato in siciliana, che è un libro, uno dei miei libri, e ho mandato a Afonso Genchi la copia del saggio, che si chiede appunto se il siciliano è una lingua o un dialetto, e vi consiglio, se consiglierei a Afonso di metterlo sul sito, perché la gente almeno capisca quali sono i parametri della cosa. È un saggio abbastanza lungo, però... Professore Cipolla, io sono molto felice di quello che lei dice, perché lei è uno studioso che mette a disposizione il suo sapere, e lo fa con generosità, lo fa con quell'entusiasmo e con quell'amore. Ma è in effetti quello che noi facciamo. Alba Sicula, che è stata fondata nel 1979 e ha oggi 44 anni o 45 quasi, 45 anni di vita, pubblicando Alba Sicula, che è l'unica rivista scritta in siciliano a sinistra e italiano e inglese a destra. L'italiano non compare mai nella nostra rivista, se non in citazioni, non per disprezzo dell'italiano. Io ho guadagnato la mia vita insegnando l'italiano, quindi non è che posso dire qualche cosa che l'italiano è una cosa pessima. No, l'italiano ha la sua bellezza, però il siciliano pure. E quindi, in effetti, in realtà nessuno di noi mette in discussione il valore e l'importanza dell'italiano. Sì, non ho mai pensato diversamente. Comunque, Alba Sicula dal 1979 pubblica Alba Sicula interamente bilingue. Tutto quello che appare lì, siciliano a sinistra, inglese a destra. E l'altra rivista che pubblichiamo 2 volte l'anno si chiama Sicilia Parra. E l'unica cosa è che parla inglese. Infatti qualcuno mi faceva la domanda una volta: ma professore, com'è che Sicilia parla inglese? Quando mai parlasse inglese? Vabbè, anche se in effetti una pagina della rivista è dedicata alla poesia siciliano a sinistra e a destra l'inglese. Quindi i nostri obiettivi sono preservare, studiare, preservare, disseminare e far conoscere il siciliano nel mondo. E abbiamo 1500 soci in tutto il mondo. E quindi noi abbiamo, cioè per esempio, Alba Sicula utilizza un metodo per scrivere il siciliano. Io appena un mese fa ho fatto una conferenza a Italian Charities, è venuto un membro di Alba Sicula che aveva 75 anni e mi disse: professore, ma lei lo sa che io ho 75 anni e ho appreso che il siciliano si può scrivere solo guardando la sua rivista. Quindi aveva 75 anni e pensava che il siciliano fosse una lingua orale. E questo ovviamente accade, è accaduto grazie anche a certe scelte fatte da persone come diciamo anche dalla Chiesa. Vi dico semplicemente una cosa, che la Chiesa, i siciliani hanno imparato il catechismo ascoltandolo dal prete. Loro avevano libri scritti in italiano per loro e in siciliano per i parrocchiani. E quindi i siciliani non hanno quasi mai visto il siciliano scritto. Mia madre
mia madre, perfettamente sicula, quando vedeva albasicola, guardava la parola, la sillabava, la spezzava in sillabe e una volta capito che cos'era la pronunziava perfettamente. Perché? Perché non siamo abituati a vederlo, non siamo abituati a scrivere il siciliano. Io ormai sì, perché tutto quello che appare in albasicolo è scritto da me, lo faccio io, lo traduco e pubblichiamo le poesie, cioè i testi. Normalmente ce li mandano, se ci mandano qualcosa in inglese, io lo traduco in siciliano, però normalmente usiamo il siciliano originale tradotto in inglese. Quindi l'abbiamo fatto per 44 anni ed è una delle regole che non possono essere cambiate. Cioè Albasicolo è stata fondata per mantenere in vita il siciliano. E quindi quando io devo parlare con qualcuno e mi dice che il siciliano è un dialetto, me la prendo a livello personale quasi. Perché ormai ho investito parecchio tempo e lavoro per questo. Grazie professore. Aurelio, io sarei tentato di fare la stessa domanda al professore Trizzino, però non lo so, tu... Passerei al terzo obiettivo. Passeresti? Non ti sentiamo più. Non si sente. Non ti abbiamo sentito, Aurelio. Il terzo obiettivo, le proposte. Forse c'è qualche... Ecco, adesso sì. Che problema con l'audio. Sì, le proposte, perché... Per cui passeresti al terzo obiettivo, alla fase propositiva, sì. Se non ho capito male. Cioè, cosa possiamo fare in Sicilia per validare la lingua siciliana? Cosa si può fare in Sicilia per rilanciare il siciliano? Volevo chiedere ai nostri ospiti delle idee, delle proposte. Se vuoi, io ho mandato a Fonso una lista di almeno una ventina di attività o di cose che potrebbero essere cominciate per salvare il siciliano. Magari lui potrebbe mettere queste cose sul sito dell'Accademia Siciliana, però in effetti posso dirvi alcuni punti, alcune cose che io farei. Innanzitutto, ovviamente, la cosa più importante è cercare di eliminare completamente lo stigma che è attaccato al parlare siciliano. Ormai uno che parla siciliano non deve essere visto come un ignorante o analfabeta, come prima accadeva. Cioè, prima noi abbiamo imparato l'italiano a scuola e tutti noi parlavamo il siciliano a casa e con tutti. Quindi la gente ha pensato che se uno sa parlare soltanto il siciliano, questo vuol dire che non è andata a scuola, che è mezzo analfabeta in qualche modo. Questo non è più vero. Il siciliano, ovviamente noi siamo tutti di un certo livello accademico e possiamo parlare in siciliano, in italiano, in francese, in spagnolo e in inglese, quello che faccio io. Quindi non è vero, quella cosa non è vera. Quindi cercare di incoraggiare la gente a parlare siciliano a casa, nella strada, nei negozi, in banca e anche con le istituzioni, diciamo, le autorità del paese. Il siciliano deve essere usato in pubblico, deve essere usato nei film, deve essere usato nei giornali e non come prima, quando Mussolini ovviamente vietò ai giornali di pubblicare poesie in siciliano. Cioè bisogna accettare l'idea del
multiculturalismo, cioè che deve essere la norma, normale, perché in tanti paesi si parlano 2-3 lingue addirittura. In Canada si parla francese, si parla inglese, si parlano anche le lingue locali. È normalissimo. Non usare, per esempio, la lingua più importante o più prestigiosa come l'italiano, per esempio, a scapito del siciliano, come è stato fatto. Cioè non usare una lingua maggioritaria per scalzare o cacciare la lingua diciamo minoritaria. Questo è assolutamente importante. Bisogna usare il siciliano nei film, per esempio. In America, per esempio, la nazione indiana i Navajo hanno doppiato uno dei film di Guerre Stellari. E perché non farlo in siciliano? Perché no? Quindi potrei... Professore Cipolla, addirittura accade il perfetto contrario. Vincenzo Tripolo, che è qui, che ha scritto un film in siciliano, che ha vinto il premio Solinas, o ricordo male, poi non ha avuto modo di poter realizzare il film perché gli chiedevano di farlo in italiano e lui si è rifiutato. Senta, io un mese scorso ho mandato $1.000 a un regista siciliano che farà un film che si chiama La baronessa di Carini di Giovanni Sciarra, se non ricordo, e sarà filmato nel mio paese, a Francavilla di Sicilia. Quindi io gli ho mandato $1.000 per aiutarlo a produrre questo film che sarà appunto filmato interamente in siciliano. C'è un messaggio del professore Campisi che ci segue fin da subito. Lo volete? Professore Campisi, che ci segue, lapidario, sintetico, chiarissimo. Grazie al professore Campisi. Sì, legislazione. Certo. Avete letto il messaggio, vero? Bene. Professore Trizzino. Anche quello è... Sì. No, volevo dire al professor Trizzino che quanto abbiamo sentito finora poi è coerente con tutti gli approcci che vengono dagli organismi internazionali e per esempio anche in Europa dall'UNESCO, dal Consiglio d'Europa, no? E in tanti altri campi una delle leve per le riforme è stato ce lo chiede l'Europa. E allora forse anche in questo caso dovremmo tenere conto degli orientamenti. Sì, credo di aver colto la domanda. L'audio è deficitario, ma credo di aver capito. Europei. Sì. Beh, allora il riferimento è sicuramente alla Carta Europea per le lingue regionali o minoritarie, un documento emanato nel 1992, se non vado errato, che l'Italia, adesso non vorrei sbagliarmi, l'Italia forse non ha ancora ratificato, o se l'ha ratificato da poco, comunque includendo soltanto i 12 gruppi di minoranza che erano già stati precedentemente riconosciuti dalla legge 482 del 99, quindi escludendo di fatti quello che è la maggior parte del patrimonio linguistico del paese. In realtà la carta, avevo anche stampato da qualche parte il testo originale in inglese, parla esplicitamente cioè dà la definizione di ciò che si deve intendere per lingue regionali e o minoritarie, e dice che sono appunto le lingue tradizionalmente adoperate all'interno del territorio di un paese dai gruppi radicati nel paese, ovviamente, da parte di un gruppo numericamente più piccolo rispetto al resto della popolazione. Ad esempio, i siciliani, anche se stiamo parlando di una popolazione di 5 milioni, quindi non sono pochi in termini assoluti, ma in termini di percentuale rispetto al resto della popolazione rappresenta un gruppo di minoranza.
E il secondo punto per determinare una lingua regionale o minoritaria è che deve essere differente dalla lingua ufficiale dello Stato, cioè non si devono includere i dialetti della lingua ufficiale dello Stato oppure le lingue dei migranti, si specifica. Allora a questo punto vorrei, ecco, in pochi minuti cercare di dare una risposta sintetica. Innanzitutto, poco fa sentivo parlare delle insegne plurilingui. Chi è stato a Bruxelles qualche settimana fa ha visto che dappertutto eravamo circondati in ogni luogo, dall'aeroporto alla sede del Parlamento, alla stazione, l'albergo, le vie e così via, dappertutto c'erano insegne, mi pare scritte in almeno 4 lingue, tutte le insegne erano scritte in 4 lingue, compreso anche il fiammingo, che probabilmente veniva considerato un dialetto fino a qualche tempo fa. La verità è che il multilinguismo, il plurilinguismo è la condizione naturale in tutto l'orbe terrarum, cioè non c'è angolo del mondo in cui viga il monolinguismo. Quello è una ideologia di stampo ottocentesco, nazionalistico, che in realtà poi non ha ragion d'essere, cioè non esiste in pratica neanche nella Francia, che è magari il paese che ha emanato più di tutti certi atteggiamenti discriminatori verso le lingue territoriali. Quindi la normalità è il plurilinguismo. In secondo luogo, ecco, poco fa ho sentito parlare dello stigma che affligge il siciliano. È stato uno dei motivi per cui avevo intrapreso anni fa la ricerca sul siciliano, pur provenendo da un ambito di studi votato alle lingue, alle letterature classiche. Era proprio la questione dello stigma, cioè ho pensato, a parte che l'ho vissuto tante volte anche qui, fuori dalla Sicilia, ma in generale basta aprire poco fa si parlava di film, ad esempio, un film, uno spettacolo, qualsiasi documento televisivo, almeno fino a qualche decennio fa, la parlata siciliana, non dico la lingua, ma proprio attori che scimmiottavano la parlata siciliana erano ovviamente quelli che dovevano interpretare personaggi nel mondo della criminalità, ad esempio. E quindi di conseguenza all'interno della popolazione era facile accostare l'uso del siciliano a una condizione di criminalità. Infatti adesso citerò tra poco una frase raccapricciante elaborata da un bambino qualche anno fa in Sicilia. Per quanto riguarda appunto la questione dello stigma, ne ho parlato presentando, diciamo, gli esiti della mia ricerca qualche anno fa in diversi convegni, uno a Torino e un altro a Cambridge. E quello di Cambridge in particolare è stato interessante perché ricercatori che si occupavano di lingue totalmente distanti dal siciliano, dalle lingue romanze in generale, mi dicevano alla fine della mia relazione che molte dinamiche sono comuni, ad esempio le lingue indigene del Messico. Un ricercatore messicano mi diceva come, partendo ovviamente da dinamiche diverse, non si parla di mafia in quel caso, non si parla di criminalità, ma vivevano la stessa condizione. Lo stesso mi diceva un ricercatore proveniente da un'isola posta a sud della Corea del Sud, dove vigeva una condizione molto simile. Come a dire che in realtà poi tutto il mondo è paese, quindi anche questi tentativi di rilancio, di rivalorizzazione del siciliano non sono campati per aria assolutamente. Al volo vorrei dire una cosa da grecista, ecco, qui lo voglio sottolineare, da amante della lingua greca. Poco fa si diceva dialetto non è una brutta parola. Come tutte le parole che derivano dal greco, è una parola bellissima. La parola dialetto in sé deriva, lo sappiamo tutti, da dialectos, è la stessa radice della parola dialogos, e quindi in greco antico significava proprio lingua. Ecco, il punto è proprio questo. C'è un noto manuale di lingua greca usato per decenni nelle scuole, nelle università, il cui primo capitolo diceva proprio così: dialetti simili ma diversi, 2 punti, la lingua greca. Cioè, come a dire che in realtà un sistema linguistico è, per forza di cose, in maniera del tutto naturale, lo è anche il repertorio linguistico italiano, è caratterizzato da una compresenza di molteplici dialetti. Ora, il problema dell'Accademia Italiana è che in qualsiasi manuale di dialettologia e di linguistica si specifica quella che è l'ambiguità della parola.
cito ad esempio al volo dal manuale di dialettologia, dialetto italiano della professoressa Marcato. Dialetto è parola che si utilizza non solo con riferimento alla situazione linguistica italiana e non ha un significato univoco. Se è vero che va posto in relazione a lingua, quindi dialetto è un concetto che vale soltanto se è posto in relazione, dialetto di chi, dialetto di che cosa, va inteso oggi con due diverse accezioni. Numero 1, sistema linguistico autonomo rispetto alla lingua nazionale, quindi un sistema che ha caratteri strutturali e una storia distinti rispetto a quelli della lingua nazionale. Ed è logico che rientra pienamente il siciliano in questa definizione. Numero 2, una varietà parlata della lingua nazionale, cioè una varietà dello stesso sistema. I dialects dell'anglo-americano sono varietà parlate dell'inglese degli Stati Uniti. Ovviamente tali dialetti hanno gli stessi caratteri strutturali e la stessa storia della lingua nazionale. Quindi in Italia, questo lo dico ovviamente non per difendere nessuno, ci mancherebbe altro, ma non è vero che nelle università o nel mondo accademico non si dica che il siciliano, ma questo vale per il lombardo, vale per tutte le varietà, i codici linguistici, i diasistemi, come si chiamano, del panorama italiano, non è vero che sono dialetti della lingua italiana. Cioè questo io credo davvero che non lo dica nessuno. Al limite si usa l'espressione dialetti italiani, esattamente come si direbbe ad esempio che il corso è un dialetto francese, cosa che ovviamente adesso non si dice più per tutta una serie di ragioni, anche di stampo politico, ideologico e così via, ma il corso non è un dialetto della lingua francese, come il siciliano non è un dialetto della lingua italiana. Ecco, questo è chiaro. Per quanto riguarda la capacità di parlare in diversi ambiti, non è una citazione mia, è una citazione, anche questa vorrei leggerla veramente in pochi secondi, di Alessandro Manzoni, che peraltro possiamo dire che è stato una sorta di pianificatore ante litteram per la lingua italiana in quel caso. Alessandro Manzoni nell'introduzione al Sentir Messa dice così, cito esplicitamente, testualmente: in dialetto si parlava di storia, di metafisica, di economia politica, di astronomia, di chimica, di meccanica, di ogni scienza d'arte, senza che a chi parla con cognizione di causa vengano meno i termini occorrenti. Cioè noi purtroppo abbiamo l'idea di un professore Foresti dell'Università di Bologna lo definisce un voto oligarchico in attesa messianica dell'arrivo dell'italiano, cioè di un voto all'interno del territorio italiano di un'assenza di una lingua alta, cioè come se in attesa della lingua italiana prima non si parlasse di cose di un certo spessore, come se non si parlasse mai di scienza, come se non si parlasse mai di teologia. Vero è che in tanti di questi ambiti veniva adoperato ancora il latino fino a una certa età, ma anche quando venne adoperato l'italiano era pressoché una lingua scritta. Mi viene in mente l'episodio di Petrarca quando scoprì le lettere di Cicerone, le lettere familiari. Scoprì che Cicerone parlava e scriveva un'altra lingua, non era la lingua delle orazioni. Ed è una scoperta che oggi ovviamente a noi non lascia basiti, è la normalità. E la lingua di un'orazione non può avere lo stesso registro della lingua di un'epistola ai familiari. Ecco, noi a volte pensiamo che i dialetti, quelli che ormai sono stati relegati al rango di dialetto, non venissero adoperati in contesti alti e fossero esclusivamente la lingua del ceto popolare, come emerge ancora oggi. Nel ceto popolare sicuramente i dialetti hanno avuto maggiore resistenza, questo è indubbio. È un certo dialetto più autentico, più originale, si può ritrovare possibilmente soltanto in certi ceti della società. Ma mi rendo conto che questo potrebbe diventare anche un discorso classista, che lo scienziato non può fare proprio. Sarebbe come se un medico avesse di fronte un paziente e prima di operarlo vedesse se è laureato oppure no, se ha i titoli. È un essere umano, a prescindere. Può non avere la laurea, ma il corpo umano è lo stesso. Ecco, purtroppo spesso si fanno di questi ragionamenti. Pirandello, l'ultima citazione, Pirandello scrive nell'avvertenza alla traduzione italiana della commedia Liolà, che è abbastanza nota, che conosciamo tutti, scrisse così: Luigi Settembrini faceva obbligo agli italiani di conoscere questo dialetto siciliano,
che fu veramente, ed è lingua più che dialetto, non solo per la sua antichissima tradizione letteraria, ma anche per il suo vario e complesso stampo sintattico, ricco di sottilissimi nessi, come per copia e colorita efficacia di vocaboli. Ora, è logico che qui Pirandello, che ho voluto citare per la sua, cioè come autorità, ecco, tra l'altro lui era anche laureato in dialettologia, logico che Pirandello pone qui un discorso di tipo relativo al prestigio sociale, cioè dice il siciliano è una lingua anche per la sua antichissima storia. Questo sicuramente, ma in sintesi il siciliano è lingua per motivi, possiamo dire, di genetica, di tassonomia linguistica, di struttura linguistica. Poi è innegabile che è stato relegato, e purtroppo lo è tuttora, al rango sociolinguistico di dialetto, vale a dire, ho sentito parlare spesso di c'è bilinguismo in Sicilia non c'è il bilinguismo, perché il bilinguismo, se ci fosse stato, non avrebbe portato il personaggio citato poco fa dal professore Cipolla che parlava col poliziotto a dover essere ripreso perché col poliziotto non si parla in siciliano. Quello si potrebbe fare in regime di bilinguismo. In Sicilia vige semmai il cosiddetto regime di dilalia. Ecco, diciamo che una buona politica, una buona pianificazione linguistica dovrebbe quantomeno assicurare la diglossia al siciliano e probabilmente in un secondo momento anche indirizzarsi verso uno status di bilinguismo. Il problema è che andare immediatamente a rivendicare una posizione di bilinguismo totale potrebbe anche sortire gli effetti contrari, cosa che peraltro è successo in varie parti d'Europa e del mondo. Cosa significa? Se la popolazione non coglie l'utilità dell'accostamento, poniamo, del siciliano accanto all'italiano nei documenti ufficiali, cioè se domani in siciliano dovesse essere tradotta la Costituzione o lo Statuto della Regione Siciliana, i parlanti, la popolazione probabilmente non capirebbe nell'immediato un'operazione del genere, anzi magari la accorserebbe soltanto a iniziative di stampo ideologico e politico con determinati fini. La cosa più importante è innanzitutto trasmettere il siciliano in famiglia, normalizzarlo, come dicevano i sociolinguisti catalani qualche decennio fa, cioè rendere normale l'uso del siciliano in qualsiasi contesto, anche parlando col poliziotto, anche discutendo una tesi di laurea, se è vero che succederà a breve anche in Sicilia, ho sentito, rendere normale, senza alcuna vergogna. Come si può fare, mi avete chiesto poco fa, ma ci sono diverse strategie che ovviamente hanno bisogno anche di un certo lasso di tempo, non possono essere fatte tutte nell'immediato. Penso ad esempio all'importanza che possano avere gli spot pubblicitari. D'altronde lo stato di salute del siciliano si vede anche da questo. Se da qualche anno circola una pubblicità di un noto marchio, non faccio il nome, peraltro mi hanno detto che forse non è manco siciliano, in cui si dice chi sta si chiama Meraviglia. Ecco, questo probabilmente qualche tempo fa non sarebbe stato possibile. Vuol dire che c'è un cambio di atteggiamento ed è positivo questo. Quindi pensate, io spesso ho detto in conversazioni private, pensate all'importanza di personaggi del mondo dello spettacolo, del mondo dell'arte, del mondo della scienza anche, e così via, del mondo dello sport, siciliani che lancino dei messaggi in siciliano sul parlare in siciliano, i cosiddetti influencer anche per capirci, cioè che impatto potrebbero avere sulla popolazione se girando anche i canali ad esempio di diffusione nazionale con la copertura regionale o canali di ambito regionale, se qualche personaggio dicesse in siciliano, lanciasse un messaggio rivolto principalmente ai giovani. Ecco, questa già sarebbe un'iniziativa. Quindi l'uso del siciliano, rendere normale, è bello perché è parte, tra parentesi, non solo bello ma anche utile. Poco fa, e così mi riallaccio e concludo alla prima domanda, ma in sostanza, bello il siciliano, la lingua della nonna, siamo tutti legati alla Sicilia, è lingua o dialetto. Poi io spesso mi metto a sorridere perché con simpatia, perché la domanda lingua e dialetto a Tanelli siciliani
un po' come l'altra vexata questione, si dice arancina o si dice arancino? E io rispondo sempre, siccome in siciliano sia arancina che arancino, sia femminile che maschile, hanno il plurale in i, dico il problema si risolve mangiandone almeno 2, mangiatevi 2 arancini e così abbiamo risolto il problema. Ecco, quindi possiamo dire la lingua siciliana, e ognuno di noi parla un dialetto siciliano, che può essere il bivonese o il menfitano per quanto mi riguarda, può essere il messinese, può essere il palermitano e così via. Ma è anche utile. Per quale motivo? Ne avete parlato anche negli incontri precedenti, per il bilinguismo, per fare sviluppare soprattutto in età infantile il bilinguismo. Il bilinguismo ha ricadute più che positive, certificate, testate da validissime ricerche scientifiche negli ultimi decenni, soprattutto sui bambini di tenera età. Ora, bilinguismo per molti è soltanto quello italiano-inglese, per cui tante volte, non è un segreto, vediamo genitori che fanno imparare immediatamente ai figli già a 3-4 anni l'inglese, accostano lingue internazionali all'italiano per farli sviluppare meglio anche per il mondo del lavoro e così via. Ma perché? Quello è sicuramente importante e va fatto, ma perché non sfruttare un bilinguismo che infantile in questo caso, ma non solo, che abbiamo a portata di mano? Cioè ci sono degli effetti positivi a livello culturale e a livello cognitivo soprattutto per i parlanti bilingui. E bilinguismo significa anche apprendere a 3-4 anni, addirittura ancora meno, il siciliano accanto all'italiano. Il siciliano non andrà mai a spodestare l'italiano né negli usi privati né negli usi ufficiali, da nessuna parte. Il cervello non è un contenitore come un hard disk che ha una capienza limitata. Si possono mettere insieme più codici linguistici con vantaggi di ogni tipo, cognitivo, culturale, storico, identitario, è importantissimo, e quindi oltre che bello è anche utile e bisogna trasmetterlo anche, ma non esclusivamente, ai nostri politici. Ma parlare in siciliano e non andiamo a vergognare, va. Senza che ne affrontiamo. Non andiamo a vergognare parlare in siciliano. Purtroppo questo incide molto, moltissimo. Aurelio. Davide, c'era un messaggio riferito alla Corsica? Sì. Poco fa Vincenzo ha fatto vedere, interessante, se lo troviamo. Perché la Sicilia è l'unica delle 3 grandi isole vicine, no? Sardegna, Corsica e Sicilia, è l'unica che la cui lingua non è riconosciuta. Ma aggiungo che la fortuna del corso, paradossalmente può sembrare, il corso è la varietà linguistica forse più affine al sistema dei dialetti toscani e quindi di quello che poi noi consideriamo italiano, anche se toscano e italiano non è la stessa cosa. E quindi il corso in Italia sarebbe un dialetto assolutamente neanche preso in considerazione probabilmente. La fortuna del corso è quello di trovarsi fuori, cioè di non avere come lingua tetto, si dice negli studi specialistici, di non avere l'italiano. E quindi la distanza strutturale rispetto alla lingua nazionale, al francese, è ancora più evidente. Questa è stata una fortuna della Corsica, oltre che sono stati bravi loro. Se posso aggiungere una cosa. Il messaggio di Biagio Guerrera, che è uno scrittore siciliano, probabilmente lo conoscete, che appunto scrive: in Galles hanno recuperato l'uso del gallese attraverso l'insegnamento nei primi anni delle scuole elementari, cioè quello che diceva il professore Drezzini. Se potevo aggiungere, Davide, volevo aggiungere una cosa riguardo il corso. Non so se voi sappiate che quando noi stiamo facendo un traduttore siciliano online, Arba Sicula sta facendo questa cosa, e io
ovviamente ho insegnato all'università corsi sulla traduzione. E prima dicevo ai ragazzi di non usare i traduttori online perché erano pessimi. Ora invece stanno migliorando. E il nostro traduttore siciliano ancora non è perfetto. Comunque, se voi volete tradurre un testo, diciamo, in inglese o un testo in siciliano, il traduttore di Google usa il corso come se fosse siciliano. Io infatti a volte, perché devo tradurre in siciliano, a volte mi conviene mettere il testo italiano o inglese nel traduttore e di tradurlo in corso, e poi faccio le mie correzioni. Però il corso non ha niente di francese, quindi uno che dica che il corso è un dialetto del francese mi pare completamente fuori strada. Però se posso aggiungere, per arrivare a avere un traduttore online del siciliano, dal siciliano in inglese o da tutte le lingue, anche un traduttore che sia di molte lingue, perché possa tradurre addirittura anche altri dialetti italiani, napoletano, veneziano, eccetera. Ci stiamo lavorando. E c'è un programma già fatto, però ovviamente ancora non è perfetto e fa parecchi sbagli, però ci stiamo lavorando. Bene. Ci avviamo alla conclusione, ma il professore Trizzino voleva aggiungere qualcosa. Prego, professore. Sì, no, sempre per riallacciarmi all'ultimo discorso anche sulla somiglianza delle varietà corse siciliane e così via. È paradossale, no, che spesso uno degli elementi che si propongono come avversità a una proposta di tutela del siciliano, no? Perché il siciliano a scuola viene visto come se fosse l'ora di dialetto, no? Come se ci fosse l'ora di grammatica siciliana al posto magari di quella inglese o di quella italiana, e quindi questi poveri studenti a dover fare l'analisi logica sulle frasi in siciliano, quasi come ho fatto io poco fa mostrandovi, oppure fare le versioni dal siciliano, già come se non bastasse Cicerone. È evidente che non deve essere questo l'insegnamento o la tutela o l'inserimento, insomma, del siciliano nelle scuole. È uno degli elementi che si pone spesso, come stavo dicendo appunto, come dei punti dolenti, ecco, per questa operazione sarebbe il fatto che quale siciliano insegnare. E quindi lì ritorna il concetto, no, di cioè, che cos'è il siciliano, come si distinguono le lingue, la mutua intelligibilità, dove arriva il siciliano e così via. Spesso sento dire, ad esempio, che il messinese o il ragusano sono assai diversi rispetto al resto dei dialetti siciliani. Per carità, hanno delle caratteristiche peculiari, il messinese in particolare da un punto di vista sintattico, oltre che fonetico. La stessa cosa si può dire per il ragusano, però ecco, permettetemi una battuta a proposito di Google Translate: non ho mai avvertito la necessità di avvalermi di nessun traduttore parlando in siciliano con gente di Ragusa, di Modica, di Messina. Assolutamente il siciliano è sicuramente molto uniforme nella sua totalità. Con questo non voglio minimamente negare la sua varietà interna, che può cambiare veramente da paese a paese, ma in piccole cose, come può cambiare da paese a paese l'italiano, peraltro. È una ricerca molto interessante, perché, insomma, per rispondere anche alla domanda il siciliano in lingua o dialetto, il siciliano è quello che sentono, che avvertono i parlanti. È logico che da un punto di vista strutturale, abbiamo detto, è un diasistema linguistico autonomo, lo dicono pure i manuali di linguistica, per cui è una lingua a tutti gli effetti, come si sente dire spesso. Ma qual è la percezione dei parlanti? E allora ho con me un volume del 1990, edito dall'Osservatorio Linguistico Siciliano, che era un gruppo di ricerca in seno al Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, un centro di assoluta eccellenza nel campo delle ricerche sul siciliano, che già nel 1990, quindi 34 anni fa, ha proposto questa indagine capillare su tutto il territorio isolano,
è volta, diciamo, a capire gli usi e soprattutto le percezioni del siciliano presso la popolazione. Ed è molto interessante perché c'è un capitolo dedicato proprio all'atteggiamento, come dire, ideologico dei parlanti rispetto al siciliano. 1990, alla domanda "la parlata siciliana è rozza e volgare?", in tutta la Sicilia era d'accordo il 24,9% della popolazione, non era d'accordo il 60,2%. Quindi il 60,2% la parlata siciliana è rozza e volgare, no, non è d'accordo. Alla domanda "a scuola si dovrebbe studiare il siciliano?", era d'accordo il 71,2%, non era d'accordo il 23,6%, la percentuale rimanente è quella di chi si è detto d'accordo e non d'accordo, sì e no, e non sa o non risponde. C'era anche una domanda proprio puntualissima: il siciliano è una lingua e non un dialetto? Era d'accordo il 47,7%, non era d'accordo il 45,3%. Voi direte, vabbè, questi poveri disgraziati del 47,7% saranno stati soltanto quelli che ho definito poco fa del ceto basso da un punto di vista sociale. Accanto c'è il titolo di studio. Il 50,1% dei laureati si è detto d'accordo con il fatto che il siciliano è una lingua e non un dialetto, già nel 1990, e così via, insomma, per dire che in realtà spesso la percezione della gente non è emersa, non è riuscita a emergere. In Sicilia ci sono state delle leggi regionali in favore di un inserimento, di una valorizzazione della tutela del siciliano, ma sono state quasi sempre o impugnate o non applicate integralmente. E concludo dicendo la cosa più raccapricciante che vi stavo anticipando poco fa, che è stato poi l'elemento che più ha determinato, che ha fatto sì che io mi occupassi del siciliano per i siciliani. Mi sono imbattuto in un testo del professore Ruffino, il attuale presidente stimatissimo del Centro di Studi Filologici e Linguistici che ho citato poco fa. È un testo del 2006 che ha un titolo piuttosto eloquente: "L'indialetto ha la faccia scura, giudizi e pregiudizi linguistici dei bambini italiani". E in pratica sono i risultati di una ricerca capillare condotta su tutto il territorio nazionale, addirittura su un numero sufficientemente alto di istituti scolastici sparsi appunto in tutta Italia, e il professore ha raccolto in quel volume le risposte dei bambini. Ve ne leggo due in particolare, ce n'è una sfilza veramente di centinaia da vietato ai minori. Questo bambino di Palermo dice: "Chi parla il dialetto è cattivo e delinquente. Il dialetto siciliano si parla coi mafiosi". Stiamo parlando di una pubblicazione del 2006, quindi la ricerca è di poco antecedente. Un bambino di Montelepre dice: "Il siciliano è una lingua molto cattiva che ci fa diventare più cattivi. Costringe a fare guerre e a uccidere persone innocenti come a Palermo, che stanno succedendo per colpa della mafia". Ora è evidente che sono delle esagerazioni, che sono dei punti estremi, però è indicativo come ancora qualche anno fa quale fosse la percezione, soprattutto presso i bambini, presso i più giovani, del siciliano e del parlante siciliano. A questo hanno contribuito sicuramente film, serie TV, spettacoli, pubblicazioni e quant'altro. Abbiamo contribuito forse tanto anche noi come siciliani. Diciamo che è arrivato il momento di invertire la rotta. Mi ha lasciato basito, professore Trizzino, senza fiato, no? Non conoscevo. Sì. Che cosa è stato fatto? Ha detto il 2006? Il volume è del 2006, adesso chiedo scusa, non saprei indicare con precisione perché non ce l'ho qui con me l'anno, diciamo, dell'inchiesta condotta appunto su tutte le scuole. Posso dire che queste due frasi le avevo presentate appunto in occasione di un convegno ed è stata una selezione molto dura quella che ho dovuto operare. Ma sono passati parecchi anni. Dal 2006. Sono passati parecchi anni, lo stesso professore Ruffino a Bruxelles ci ha lasciato con un messaggio di speranza, perché poi aveva citato il messaggio di un altro bambino
molto, diciamo, molto più recente, non so se di quest'anno, di qualche tempo fa, che invece faceva intravedere qualcos'altro. Ecco, perché evidentemente c'è questo richiamo, c'è questo ritorno verso ciò che è proprio, verso ciò che è siciliano, e che quindi probabilmente ci impone anche di andare ad intercettare questo sentimento diffuso soprattutto tra i più giovani. Quindi sì, mi sento di dire che le cose stanno cambiando, ma fino a pochi anni fa purtroppo stavano così. Se posso aggiungere qualcosa a Grazie, quello che ha detto Marco, cioè l'idea che i bambini dicano queste cose è ovviamente riflette la visione globale che si sente dappertutto. Cioè il siciliano in Sicilia è visto come un dialetto, è stato indottrinato a pensare in quel modo là. Quindi i bambini, quando ti dicono una cosa del genere, riflettono esattamente quello che hanno sentito dagli adulti. E quindi non direi che quella sia una visione globale del dialetto. L'altra cosa che volevo far notare è che la differenza, quando io mi sono messo a fare la grammatica per il secondo volume che si chiama Learn Sicilian 2, che è un corso avanzato, ho incluso quello che i linguisti chiamano variazione diatopica. E perché la gente, quando mi diceva, quando io dicevo guarda sto preparando un libro sulla grammatica siciliana, mi diceva ma quale siciliano vuoi insegnare? E io a quel punto ho pensato ma so benissimo che nel parlare il siciliano e il ragusano è diverso dal messinese, so che a Palermo si dice moitti, a Traporto si dice motti, so queste cose, però in effetti non ho mai visto un palermitano scrivere cuinuto. Loro scriverebbero curnuto, scritto, cioè la lingua scritta è diversa dalla lingua parlata. E quindi la Koiné si mantiene a livello di scrittura. Io quando scrivo il siciliano, francamente non ho mai visto queste cose. E anche le differenze, diciamo, a livello lessicale. Per fare la grammatica del siciliano io normalmente cerco di usare le parole che sono accessibili al numero maggiore di utenti, cioè ai siciliani normali, diciamo generali. Vi faccio un caso. In Sicilia, nel mio paese, a Francavilla, la lucertola si chiama nucetta. A Castiglione, a 6 chilometri di distanza, la chiamano Iaggiamusa, e in tutta la Sicilia è più comune lucetta. Quindi nucetta francavillese, Iaggiamusa castiglionese e lucetta globalmente in quasi tutta la Sicilia. Allora, quale parola devo usare che sia accessibile a tutti i siciliani? Ovviamente lucetta. Si fa una selezione di queste cose e si arriva a un linguaggio che sia una Koiné che magari non esiste, però si arriva a un linguaggio che tutti possano scrivere. Mi diceva l'altro giorno Carlo Puleo che Ignazio Buttitta, quando scriveva le sue poesie, sceglieva le parole che potevano essere accessibili a tutti i siciliani e non il dialetto locale di Bagheria. E quindi, pensando questo, io ho incluso una descrizione dei vari dialetti, diciamo, nelle differenze che esistono tra i vari dialetti, i 10 maggiori dialetti, perché se facciamo veramente a livello di ogni paese non finiamo più di dire che il siciliano non esiste, perché da un paese all'altro cambiano parole. Ma questa è la ricchezza del siciliano. Il siciliano che ha 7 parole per un albero, quando in italiano c'è soltanto quell'albero.
un pino, oppure in siciliano troverai 7 parole che descrivono lo stesso oggetto, quindi è una ricchezza enorme. Vabbè, basta così. Ringrazio. Beh, credo, Aurelio, non so se sei d'accordo, che questa sera abbiamo aggiunto dei tasselli importanti in questa ricerca della verità, no? I nostri ospiti ci hanno aiutato molto nel mettere una lente di ingrandimento su alcune cause, che abbiamo avuto ulteriore conferma. Noi ci avviamo alla conclusione. Aurelio, ci possiamo avviare alla conclusione, sì, facendo vedere quell'altra parte del documento che abbiamo inviato a tutti i parlamentari, a tutti i deputati dell'ARS. Come dicevo in apertura, il nostro impegno è volto a coinvolgere tutti i politici, tutta la classe politica, nessuno escluso, in modo trasversale. Siamo convinti che attraverso loro, ai quali non vogliamo dare una responsabilità, no? Se l'agenzia dell'UNESCO ha dichiarato la lingua siciliana vulnerabile, non è una responsabilità dei politici tecnicamente, direttamente. Anzi, loro per certi aspetti hanno cercato di fare il possibile, e magari chi se ne è occupato che non è stato efficace, magari ha elaborato la strategia meno appropriata. Noi abbiamo immaginato alcune proposte, alcune misure concrete per tutelare e promuovere la lingua siciliana. Chi le vuole leggere vada sul sito nostro di Auclis, www.auclis.it. Questo documento è stato inviato questa mattina a tutti i parlamentari, a tutti i deputati dell'ARS, che invitiamo all'incontro operativo. Non l'abbiamo voluto chiamare un convegno, è un incontro operativo che terremo all'ARS il 21 di febbraio. Che dire di più? Io sono particolarmente soddisfatto, contento di questo dibattito di questa sera. Sono ancora più motivato di prima, perché l'area del problema che andiamo ad affrontare è notevole, e sono convinto che, come me, tanti altri siciliani che ci hanno seguito questa sera, sono in tanti. Io non riesco a darvi dei numeri precisi, perché c'è una parte che ci segue sui social e una parte che ci segue sulla piattaforma, su StreamYard. Avevamo preparato altri contributi, altri contenuti, dei video, altre cose, però grazie agli interventi dei nostri ospiti, magari li faremo vedere in un'altra occasione. Ci sarà sicuramente qualche altro momento opportuno. Io vi ringrazio, ma chiedo ad Aurelio di chiudere l'incontro di questa sera. Aurelio, a te la parola. Sì, direi che è stato un incontro molto sì, direi che è stato un incontro molto interessante, e spero che avremo altre occasioni per reincontrare i nostri ospiti e continuare questa discussione. Sono emerse tante cose veramente importanti, e credo, insomma, che i messaggi siano chiari, e noi come Auclis ci aspettiamo che anche nelle prossime settimane avranno luogo, e che questo, il 2024, sia l'anno d'oro della lingua siciliana, del rilancio della lingua siciliana. Quindi sì, grazie ancora agli ospiti e a tutti voi. Grazie a voi per questo bellissimo dialogo.
Grazie, grazie. Vi anticipo che parte di questo convegno monteremo dei video per cui li useremo per divulgare, per far sapere a quante più persone possibile quello che abbiamo discusso, ciò di cui abbiamo discusso questa sera. Bene. Salutiamo a tutti. A voi, saluti. Professore Trizzino, voleva dire qualcos'altro? No? No, volevo concludere dicendo, parafrasando il titolo del volume di Ruffino, dialetto è una parola bellissima, in dialetto è una parola brutta, quindi preferisco lingua. Senza che ne affrontiamo, a parlare siciliano, unneghie e cucqueghie. Bravo. Grazie. Bravo, complimenti. Buona serata, a presto allora, a presto. A presto. Buona serata. Sì.